Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del tumore dell'endometrio, come dicevamo. Questa è la locandina appunto della Fondazione Onda di questo Open Day per il 29 di giugno e questa è sempre un'altra informazione, cioè di quanto ci si prende cura della nostra salute, sarebbe sempre da strappare il fogliettino sì, cioè ci si prende cura sempre, comunque e nel miglior modo possibile della nostra salute, ricordando che la prevenzione è la miglior arma che possiamo avere per tutte quante le nostre problematiche. E veniamo all'argomento della giornata, cioè il tumore dell'endometrio. È il tumore ginecologico più comune nelle nazioni ad alto reddito, mentre il tumore della cervice uterina, del collo uterino, cioè quello che viene diagnosticato con il pap test, con lo screening, è il più frequente nelle nazioni a basso reddito. Di che cosa stiamo parlando? In pratica, vedete questa zona arrossata più evidente dove c'è scritto iperplasia dell'endometrio. In pratica, l'endometrio è quella zona dell'utero, la mucosa interna che riveste la cavità dell'utero e che è quel tessuto che normalmente dà luogo alla mestruazione. Il tumore dell'endometrio ha il suo picco massimo di incidenza tra i 60 e i 70 anni, però non è una rarità averlo anche tra i 45, 50, 55 anni. E lì molto spesso si confonde con mestruazioni abbondanti, irregolari, quindi stiamo parlando di una patologia che coinvolge la donna nella sua età adulta, che va quindi dal periodo pre-perimenopausale fino a tutto il resto appunto della vita. Più andiamo avanti, più diventa raro, tra virgolette, quindi però non è una cosa, diciamo, insolita, infrequente riscontrare un tumore dell'endometrio nella persona anche oltre i 70 anni che abbia avuto dei sanguinamenti uterini anomali. La maggior parte di questi tumori viene diagnosticata in uno stadio precoce, quando la malattia è ancora confinata all'utero, e in questi casi la percentuale di sopravvivenza a 5 anni è del 90% e decresce poi con l'aumentare dell'età della paziente. Quindi un messaggio iniziale da dire è che è un tumore eh, maligno, sì, ma che ha un'alta percentualità di successo di cura e molto spesso è una terapia, una cura risolutiva che si ha già semplicemente con l'intervento chirurgico molto spesso. Il sanguinamento uterino anomalo è il principale segno del tumore dell'endometrio, quindi la donna in menopausa che avverte un sanguinamento deve sempre avere un atteggiamento di attenzione, di allerta, non voglio dire di allarme, di allerta, perché molto spesso il sanguinamento uterino è indicativo di qualche problema. Non è che tutti i sanguinamenti uterini siano tumori dell'endometrio. Nella stragrande maggioranza dei casi si parla di problemi disfunzionali, di polipi dell'endometrio, che molto spesso appunto sono tutte situazioni di natura benigna. Non abbiamo quasi mai il problema maligno. Insomma, l'incidenza, abbiamo detto che sì, il tumore più frequente, ma comunque l'incidenza non è così alta da dire che tutti i sanguinamenti uterini sono per forza di cose sempre tumori dell'endometrio, però devono mettere in allarme e quindi far sì che si vada a fare una visita, un controllo ginecologico per chiarire tutta quanta la situazione. Si possono avere anche dei riscontri occasionali in corso ad esempio di pap test. Possiamo avere
nel campione prelevato per fare il pap test delle cellule ghiandolari atipiche, delle cellule endometriali che normalmente magari in menopausa non dovrebbero esserci, oppure l'altra, diciamo, fonte diagnostica del tumore dell'endometrio è l'ispessimento endometriale che osserviamo in corso di un'ecografia transvaginale, che viene fatta appunto di routine nel corso di una normale visita ginecologica. Quali sono i fattori di rischio del tumore dell'endometrio? Quindi quelle caratteristiche intrinseche di ogni donna che possono, diciamo, far sì che quella tipologia di donna debba avere una qualche attenzione in più. La somministrazione di estrogeni, ad esempio, non bilanciata dal progestinico. E qui apriamo una piccola parentesi. Allora, la terapia sostitutiva della menopausa è una terapia sicurissima, è una terapia che non fa venire i tumori, è raccomandata da tutte le organizzazioni scientifiche, anche il Ministero della Salute riconosce la bontà, la utilità della terapia sostitutiva della menopausa, però deve essere fatta seguendo certe regole, quindi somministrando sia estrogeni che progestinici, in maniera tale che l'uno bilanci l'effetto degli altri e che quelli che sono gli organi bersaglio, la mammella e l'endometrio siano rispettivamente protetti dall'uno e dall'altro tipo di ormone. L'altro fattore di rischio è il tamoxifene. È un farmaco che si usa come terapia complementare nel tumore della mammella, non in tutti i tipi di tumori della mammella, ma in quelli che hanno la positività per i recettori degli estrogeni. Questo farmaco è protettivo per la mammella, però ha degli effetti negativi sull'endometrio e quindi molto spesso nel follow-up del tumore della mammella la donna fa controlli ginecologici ogni 6 mesi, ogni anno, a seconda delle indicazioni oncologiche, e tra queste riveste particolare importanza l'ecografia transvaginale. Quando vediamo un ispessimento dell'endometrio nella donna che appunto sta seguendo il tumore, il follow-up del tumore della mammella e segue una terapia con tamoxifene, è quasi obbligatorio effettuare poi una biopsia dell'endometrio e poi vedremo queste biopsie appunto come è meglio farle. Un altro fattore di rischio è l'obesità e poi abbiamo dei fattori ereditari. Qui ad esempio ho fatto la sindrome di Lynch, però ovviamente qui rientra tutta quella situazione di familiarità, quindi se la donna ha avuto la mamma con un tumore dell'endometrio, una sorella maggiore con il tumore dell'endometrio, questo rientra a pieno titolo come fattore di rischio. Fattori protettivi invece. L'utilizzo di contraccettivi ormonali che molto spesso appunto è demonizzato qua perché può dare problemi, invece per quello che riguarda il tumore dell'endometrio, l'aver utilizzato la pillola nel corso della vita fertile della donna sembra avere un effetto protettivo, come pure le gravidanze ovviamente. Sembra poi un fattore protettivo abbastanza importante la gravidanza attempata, quindi se da una parte la donna di 40-42 anni può essere un problema perché la gravidanza in età adulta, diciamo così, oltre i 40 anni, potrebbe avere delle difficoltà, qualche fattore di rischio in più nella gestione della gravidanza, questo invece sembrerebbe proteggerla poi dopo nei confronti del tumore dell'endometrio. Sempre un altro fattore protettivo è l'allattamento e l'attività fisica. Qual è il percorso diagnostico? Quindi siamo partiti dicendo che l'età più a rischio è quella tra i 60 e i 70 anni, che è comunque il principale segnale che la donna avverte è il sanguinamento in menopausa. Che cosa si deve fare a questo punto con la donna che è in menopausa da qualche anno
e improvvisamente vede un episodio di sanguinamento. Allora, innanzitutto non spaventarsi, non dare subito tutto per scontato, oddio ho un tumore, perché abbiamo detto che molto molto spesso invece si tratta di patologie benigne tipo i polipi dell'endometrio. Quindi ci si rivolge al proprio ginecologo di fiducia o alle strutture del territorio, quindi i consultori familiari, gli ambulatori del più vicino ospedale per una visita ginecologica, un'ecografia, io qui non l'ho scritto, ma si intende sempre un'ecografia transvaginale perché è quella che ci dà la migliore accuratezza diagnostica, un pap test e poi eventualmente in base ai riscontri che vengono dagli esami precedenti è sempre anche obbligatoria una isteroscopia diagnostica con eventuale biopsia dell'endometrio ed eventualmente l'isteroscopia operativa con biopsia e o polipectomia qualora gli esami che abbiamo visto in precedenza dovessero porre il dubbio diagnostico o la certezza nel caso dell'isteroscopia diagnostica della presenza di un polipo dell'endometrio. Questo è il quadro che vediamo appunto con l'isteroscopia diagnostica e poi operativa, ma fondamentalmente si tratta soltanto di una differenza del calibro dello strumento. Nella foto che si vede sulla vostra sinistra è una cavità uterina perfettamente regolare, i due buchini neri che si vedono sono gli osti tubarici e qui siamo in presenza di una cavità uterina perfettamente regolare e anche una mucosa che apparentemente sembra regolare. Questo potrebbe essere un caso dove la paziente ha avuto un sanguinamento anomalo, in questo caso qui si esegue una biopsia dell'endometrio in corso di isteroscopia diagnostica e che è poi una procedura che facciamo ambulatorialmente, quindi come fare una visita, non c'è bisogno di anestesia, di sedazioni, di digiuno, di esami preparatori, di niente altro. E quasi sempre qui si conclude il discorso, l'esame istologico della biopsia che viene condotta ci dà un esito negativo e è stato probabilmente un problema di tipo disfunzionale. Nel caso invece evidenziato nella foto di destra, vediamo la presenza di un polipo all'interno della cavità uterina. In questo caso, dopo aver visualizzato dapprima con l'ecografia transvaginale il sospetto di polipo, l'isteroscopia diagnostica mi dice che c'è e mi fa vedere il polipo, a quel punto se si tratta di un polipo molto piccolo, allora lo possiamo togliere anche con degli strumenti, diciamo, estremamente sottili, sempre in corso di isteroscopia diagnostica ambulatoriale, quindi senza sedazione. Nel caso invece della foto che ho portato qui, il polipo è piuttosto grande e quindi è conveniente asportarlo con uno strumento di maggior calibro e che però ha bisogno di una sedazione e quindi si passa alla fase successiva che è l'isteroscopia operativa. Una volta effettuato appunto la biopsia, la polipectomia, abbiamo purtroppo la diagnosi del tumore dell'endometrio. Che cos'è che si fa in questi casi qui? Allora, come esami preparatori, oltre a quello che può essere le necessità anestesiologiche, quindi gli esami del sangue, l'elettrocardiogramma, la lavata del torace, bisogna fare sempre anche una indagine approfondita a livello dell'addome e questo si fa con una TAC dell'addome, meglio ancora con una risonanza magnetica, che ci dice di quella che è l'estensione del tumore, o più che estensione dell'invasione del tumore rispetto appunto all'utero, quindi sapere se è confinato all'endometrio, se coinvolge e in che proporzione il muscolo dell'utero. E poi, altra cosa importantissima è quella di sapere se appunto ci sono anche coinvolgimenti dei linfonodi.
A questo punto, una volta studiata la paziente, almeno per quello che riguarda l'ospedale di Piove di Sacco, discutiamo il caso nel gruppo oncologico multidisciplinare, dove c'è la presenza dell'oncologo, del radioterapista, dell'anestesista, e in base alle evidenze dell'iter diagnostico, quindi abbiamo detto biopsia dell'endometrio, esame istologico, isteroscopia, risonanza magnetica, si pone l'indicazione chirurgica. Diciamo che, siccome questo tipo di tumori riusciamo a diagnosticarli sempre nei primissimi stadi, quindi il trattamento chirurgico diventa il trattamento principale, o quantomeno è sicuramente il primo trattamento da fare. In questo caso si esegue una isterectomia, il trattamento diciamo più indicato e più al passo con i tempi è il trattamento appunto per via laparoscopica, e andiamo ad eseguire una isterectomia radicale laparoscopica con annessiectomia bilaterale e linfoadenectomia. Quando poi avremo in mano tutto il pacchetto degli esami istologici sui campioni prelevati, questo il caso viene poi ridiscusso insieme ai colleghi oncologi per una eventuale trattamento complementare medico-oncologico, e quasi sempre si tratta di un trattamento chemioterapico. Quindi, alla fine della nostra chiacchierata, che cos'è che possiamo dire come la messaggio da portare poi a casa? E cioè che sì, è vero, stiamo parlando di un tumore maligno, che però non è tra i più cattivi, ha un un margine di cura, abbiamo detto, del 90%, quindi nella quasi totalità dei casi è un tumore curabilissimo, è un tumore che si diagnostica in maniera molto facile. Abbiamo un segnale molto evidente che è il sanguinamento uterino in menopausa, e che quindi non deve essere chiamato sono le mestruazioni, a 60 anni mi sono tornate le mestruazioni, no, a 60 anni ho avuto un sanguinamento anomalo e che deve essere indagato. Quindi abbiamo detto tumore che si cura bene, facile da diagnosticare, lo troviamo molto spesso nei primi stadi della malattia, lo trattiamo chirurgicamente in maniera poco invasiva con la laparoscopia, quindi anche il recupero, il decorso post-operatorio è molto rapido. Nella nostra unità operativa praticamente la mattina dopo dell'intervento togliamo il catetere, si ricomincia a mangiare, ci si alimenta, ci si mobilizza, si può andare a passeggio, e in 2 o 3 giorni si torna anche a casa con i soliti 4 buchetti sulla pancia, con dei punti che non bisogna togliere perché appunto usiamo del filo, dei punti riassorbibili, e quindi con un decorso post-operatorio estremamente buono, senza particolari problematiche da gestire, da fare poi successivamente. Quindi ecco, questo è un po' il punto della situazione. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero di essere stato abbastanza chiaro, ed eventualmente poi, se ci dovessero essere dei dubbi, delle domande, delle cose, tramite i canali ufficiali, la posta elettronica, i nostri ambulatori, potete prendere contatto per eventuali appunto chiarimenti e tutte le vostre necessità. Grazie ancora, buona giornata.